Il bimbo di 5 mesi è arrivato in ospedale a Padova una settimana fa, dopo che la madre, originaria di un comune del Bassanese, lo aveva scosso con forza, non ce l'ha fatta. La morte è stata formalizzata dalla commissione composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista che hanno decretato la morte cerebrale in seguito a un secondo approfondito esame. Quello che è stato fatto è quello di assistere il bambino finché non si completassero le indagini cliniche e la commissione terminasse il proprio lavoro per definire lo stato di morte cerebrale che è avvenuto. Sono state così staccate le macchine che tenevano in vita il bambino, mentre i genitori hanno autorizzato l'espianto del cuore e del fegato e la procura ha dato il via libera. Noi abbiamo avuto l'autorizzazione dai genitori che purtroppo in questa situazione drammatica hanno consentito che ci fosse la donazione degli organi, poi è l'autorità giudiziaria che ha dato il consenso e adesso gli specialisti valutano se è possibile utilizzare degli organi e speriamo che lo sia, in modo che altri bambini ne possano poi beneficiare. Il piccolo è stato seguito in questi giorni dai medici della terapia intensiva di pediatria. Ora per la madre, inizialmente indagata per lesioni gravissime, potrebbe essere formalizzata l'accusa di omicidio colposo. Era stata proprio la donna a confessare ai carabinieri di essere stata lei a scuotere violentemente il piccolo, che non riusciva a riaddormentarsi. Secondo il suo avvocato, Leonardo Massaro, la donna non sarebbe stata in sé quando ha scosso il figlio. Noi ne vediamo di questi casi e purtroppo non tutti sono così gravi, ma ce ne sono situazioni di questo tipo che evidentemente rappresentano situazioni di difficoltà, di disagio che dovrebbero essere prevenute in qualche modo dai servizi che ci sono, però ovviamente non sempre questo può accadere.